Stagione delle crociere al via Trieste con la partenza dal terminal passeggeri del Molo Bersaglieri della costa mediterranea che, arrivata nel capoluogo dopo una crociera transatlantica, ripartirà per il suo tour in Adriatico. In 2 giorni nel capoluogo giuliano, fra operazioni di sbarco ed imbarco, un movimento di oltre 3.600 ospiti fra italiani, svizzeri, francesi e tedeschi. Costa mediterranea sarà a Trieste ogni sabato fino al 21 novembre per un totale di 33 scali. Segna il ritorno in grande stile di Costa Crociere con una nave molto importante che è la Costa Mediterranea. Sono iniziati oggi gli scali di Trieste di questa stagione che termineranno a novembre. Abbiamo una previsione quest'anno di circa 140.000 passeggeri legati unicamente alla crocieristica, quindi per noi è finalmente il grande salto di qualità che sarà tanto aspettato. Unica nota stonata, la puntata notturna sarà la sola della stagione, essendo stati cancellati quasi a sorpresa tutti gli altri overnight. Si era paventata questa possibilità di stare 2 giorni, poi l'armatore ha preferito optare per scelte diverse. Noi siamo ben lieti di avere Costa qui e soprattutto con una nave che ha dei numeri molto importanti per la città. Trieste è stata invasa dai crocieristi, ne ho sentito parlare da tutti, da negozi, dai tassisti, dai ristoranti, quindi è un inizio e la città ha solo che da guadagnare da questo tipo di attività. Mediamente un crocierista lascia sul territorio 67 euro. Oltre agli scali di costa mediterranea, quest'anno ne saranno effettuati 2 da Cunard con la Queen Victoria e uno da P&O con l'Auriana. Trieste punta sulle crociere ed allunga anche il modo della stazione marittima, ma non intende sostituirsi a Venezia. Nessuna rivalità, solo un supporto. Trieste non vuole sostituire Venezia. Trieste è un porto dell'Adriatico importante, non sicuramente come Venezia. Venezia è il più grosso hub della crocieristica che abbiamo in Adriatico. Venezia deve essere aiutata e supportata e Trieste può avere una funzione in questo senso. Un porto vicino dove fare degli scali di un porto, degli scali di transito, ma i due porti non sono assolutamente alternativi.